Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi 15 aprile 2021. Una rassegna stampa un po' particolare perché oggi è l'ultima puntata di questo tipo di rassegna stampa. Ci stiamo trasferendo in un'altra piattaforma per una rassegna stampa di respiro regionale e quindi lo stiamo preparando e per un po' sospenderemo. Naturalmente sarete i primi che sarete informati quando riprenderemo le nostre trasmissioni sulle altre piattaforme e sugli altri canali. Cominciamo dalla voce di Rovigo. Primo piano Polesine, non solo Covid, altri rischi trascurati. Anche nel Veneto sono calate del 20-30% circa le visite oncologiche e di controllo. Il presidente dei Medici Doce dice: un effetto collaterale, la gente ha paura di andare in ospedale. Non sempre su questa pagina c'è questa notizia interessante: i positivi sono in diminuzione, in Polesine 20 nuovi casi, ma 42 pazienti guariti. E sempre sul fronte Covid, il 3% degli over 80 ha disertato, l'ULSS oggi chiude la campagna, ma chi non ha aderito venga pure domenica. Dosi permettendo, la campagna da lunedì avanti tutta con i settantenni, aspettando di riaprire le prenotazioni. Dopo il lockdown, pressing continuo per le riaperture. Oggi ci sarà appunto la conferenza Stato-Regioni e Giorgetti, il ministro, dice entro la prossima settimana avremo una data. Ristoranti, palestre e cinema giustamente fanno pressing per le riaperture, governo e CTS studiano i nuovi protocolli. Adria, profonda commozione e larga partecipazione all'ultimo saluto a Monsignor Giulio Bernardinello, un prete sincero ed autentico. Il vescovo nella sua omelia fatica a immaginare la sua sofferenza non per la malattia in sé, ma per l'essere stato frenato. Turismo, azioni mirate in Germania utilizzando la TV e grande spazio agli eventi web. Litorale, via libera alla promozione. Rosolina, Portoviro e Portotolle, oltre a Chioggia, nel progetto finanziato dalla Regione. Infatti la Regione del Veneto ha ritenuto di destinare l'importo di 200.000 euro a sostegno delle iniziative di sviluppo economico e sociale dei comuni del litorale veneto. Gazzettino della prima pagina del Nazionale, via il coprifuoco fra un mese. Domani il calendario e se i dati saranno confortanti stop anche al divieto di superare i confini regionali. Il ministro Garavaglia dice spiagge in funzione del 15 maggio e Venezia vuole riaprire i suoi musei il 25 aprile. Gazzettino di Rovigo, prima pagina, sequestrate 9.000 mascherine. La finanza blocca nei magazzini dell'ULSS le protezioni FFP2 al centro dell'inchiesta sui maxi appalti di Arcuri. Migliaia sono già finite al personale delle case di riposo. Controlli in tutto il Polesine per trovare quelle ancora giacenti. Adria, pizzicati 15 vandali dei rifiuti. Trombini di Ecoambiente dice: scoperti grazie alle fototrappole installate a rotazione, sono tutte persone adriese italianissime. Frizzarini invece dice: sappiamo chi sono, abbiamo le foto delle targhe delle auto, spediremo le multe da 50 a 500 euro. Rosolina, un ingorgo di cantieri per 6.300.000 euro. Lo ha definito così l'assessore Gazzola, davanti ai dubbi espressi dall'opposizione. Valgono complessivamente 6,3 milioni di euro le 18 opere pubbliche che l'amministrazione Vitale si propone di realizzare nell'anno in corso. Lendinara, bici e pedoni sicuri lungo la Riviera. Assegnato per 160.000 euro l'appalto per la pista ciclopedonabili in una delle zone più frequentate in centro città dai lendinaresi. Lavori conclusi in estate con la realizzazione anche di 3 attraversamenti pedonali e via le barriere architettoniche. Sport, Adriese beffata allo scadere. L'Ambrosiana agguanta il pareggio a fine partita e rovina la festa in Granata dopo una partita piena di emozioni. Primo tempo arrebante, 2 gol in 2 minuti, a segno con Scarparo e Cabin. Miracolo di Marocco. Ambrosiana 2, Adriese 2. Per il Delta invece, terza vittoria di seguito per i biancoazzurri che battono anche il Bolzano e si preparano ad incontrare l'Adriese. Il Delta lancia la sfida per il derby. Delta 1, Virtus Bolzano 0. Puntata finita. Che dire, è stato un piacere veramente per 3 mesi condurre questa rassegna stampa. Come abbiamo detto all'inizio, ci stiamo trasferendo in un'altra piattaforma.
E ringraziamo per questi 3 mesi tutti i nostri sponsor che hanno permesso appunto l'emissione di questa rassegna. Ringraziamo i media che ci hanno seguito, Made in Polesine, Promozione Italia e Radio Diva, e come sempre è stato un piacere stare con voi da Leandro Maggi. Ciao ciao!